Buongiorno e benvenuti a questa edizione di Focus TG. Come sempre di sabato trascorreremo un'ora assieme con tutte le notizie, tutti gli aggiornamenti dalla nostra regione, i collegamenti con le redazioni che si trovano in tutte le province del Veneto. Apriamo questa edizione di Focus TG parlando della frana che si è abbattuta sulla Valsugana. Come sapete ieri mattina un grosso masso si è abbattuto sulla statale e sulla ferrovia. È il momento non solo della conta dei danni ma anche di fare i conti con quelli che sono i pesanti disagi, a partire naturalmente da quello sulla circolazione. Noi ci colleghiamo con Vanessa Banzato che si trova assieme a Renzo Rigon a Romano De Zelino. Buongiorno Vanessa. Buongiorno a te Filippo e a tutte le persone che ci stanno seguendo. Hai detto bene, ricordando appunto quanto accaduto ieri mattina con questo macigno di 200 metri cubi di pietra che si sono abbattuti sulla linea ferroviaria, sono abbattuti sulla strada comunale e poi sulla Valsugana, sulla statale Valsugana. Tra l'altro da quello insomma, si è fatto un po' il resoconto dei danni causati da questo macigno, da questa pietra, e pare si sia registrato, poi avremo anche modo di sentire il sindaco di Valbrenta Luca Ferrazzoli, ma si è registrato un abbassamento del viadotto dove si è battuto il masso addirittura di 5 centimetri, quindi un danno importante alla trafficatissima arteria stradale, quindi è possibile che la chiusura prevista per il fine settimana venga addirittura prolungata. A Romano De Zelino perché? Perché il traffico viene, abbiamo detto, deviato inevitabilmente a causa della chiusura dell'SS 47 Valsugana, traffico pesante e traffico leggero. A Romano De Zelino, dove c'è uno degli snodi delle uscite della nuova Gasparona, dell'SS 47, tra l'altro Valsugana, si registrano già importanti disagi, soprattutto per quanto riguarda la viabilità pesante. Con me il sindaco Simone Bontorin che ci conferma che tra l'altro proprio già ieri sera all'inizio di questa chiusura si sono registrati pesanti disagi provocati dai camion che non sapevano più a un certo punto dove andare. Sì, buongiorno a tutti. Ieri tardo pomeriggio, quando c'è stata la chiusura totale della statale 47, tutto il traffico pesante che deve andare verso Trento, verso Feltre, si è incolonnato nelle nostre strade provinciali e comunali che passano in centro paese. Di conseguenza ci siamo trovati nella condizione di dover intervenire con la protezione civile, con quello che potevamo fare con la nostra polizia locale e anche col supporto di alcuni cittadini, devo ammettere, perché la strada più breve che davano i GPS era quella del Monte Grappa e di conseguenza qualche camion si è incolonnato lungo la Cadorna nel tentativo di oltrepassare questo che è uno snodo abbastanza cruciale. E quindi ci troveremo adesso, fin tanto che ci saranno questi rallentamenti, ma sicuramente fin tanto che non verrà riaperto al traffico pesante, tutto il traffico pesante riversato sulle nostre strade. Quello che è l'incrocio, la rotatoria che vedete alle mie spalle, sarà lo snodo per tutti i camion che dovranno andare verso Feltre e addirittura verso Trento, e di conseguenza anche quello che è una ipotesi di viabilità alternativa deve essere valutata attentamente, ma soprattutto con tempestività. Ecco, questo ancora una volta sottolinea l'inefficienza delle strade, delle nostre strade. Ormai non si riesce più a regolare un traffico, soprattutto un traffico pesante, nella maniera più tranquilla possibile. Mi sono imposto di non essere polemico in questi primi 2 o 3 giorni di emergenza, però è evidente che la Valsugana torna come priorità assoluta. E ieri sera, quando c'è stato il blocco del traffico, si è prima, come al solito, visto che manca un protocollo di chiusura per quello che sono i comuni sui quali grava il traffico quando si va con la viabilità alternativa. Prima cosa. Seconda cosa, la Valsugana è oggetto di studi che vanno avanti ormai dal mio inizio mandato, ma penso anche dei precedenti 30 anni, e adesso ogni volta ci si trova a dover fare i conti con il fatto che la Valsugana è uno snodo strategico. Quindi indicativamente noi parliamo di priorità, di strade che portano verso il Trentino, di autostrade da prolungare, a 31 da prolungare, ma la Valsugana esiste già e non ha l'attenzione dovuta. Quindi questa è la polemica della prossima settimana, secondo me.
Quando lei parla di chiusura dei comuni, lei dice proprio inibire il transito, soprattutto di mezzi pesanti, lungo le strade immediatamente adiacenti alla Valsugana. È evidente che se sono provinciali noi obbediamo come è necessario, ma poi tutto quello che è il traffico che si somma al traffico pesante in più, quindi vuol dire tutti quelli che ieri sera sono usciti tutti da questa uscita, di conseguenza tutti per andare a Trento o a Feltre hanno fatto la strada per Romano. È evidente che non siamo più abituati, perché ormai è qualche decina d'anni che le industrie della Possagnese non sono più così attive e quindi è diminuito di molto il traffico, e proprio per questo le rotatorie, la viabilità, i servizi che gravitano proprio sulle nostre strade principali sono stati modificati. È evidente che c'è qualche cosa da sistemare in modo urgente. Adesso il timore maggiore è vedere lunedì, quando si riprende, riaprono le aziende e tutto, che succede? Beh, sicuramente lunedì mattina qui ci saranno tutti i monitoraggi del caso, l'aiuto con la polizia locale, se serve con la protezione civile faremo quello che è necessario. L'emergenza non deve durare mesi, non deve durare settimane, deve durare qualche giorno, altrimenti poi ci troviamo come al solito con cittadini e amministratori in difficoltà nel dare risposte a quelle che sono esigenze emergenti. Bene, da Romano De Zelino è tutto. Filippo, ti ricedo la linea. Grazie a Vanessa Banzato in collegamento in diretta da Romano De Zelino con Renzo Rigone, grazie anche al sindaco di Romano De Zelino Simone Bontorina. Avete sentito, l'emergenza deve durare qualche giorno e non qualche mese, vedremo a partire da lunedì come si evolverà la situazione. Noi adesso però ci spostiamo a Padova perché sono in via di miglioramento le condizioni del giovane accoltellato in un appartamento di via Falloppio mentre è stata arrestata dai carabinieri la 17enne che si trovava con lui. Ma adesso sentiamo tutti gli aggiornamenti da Chiara Gaiani, che è collegata per noi in diretta con Federico Cibotto. Chiara, a te. Filippo, buongiorno ai telespettatori. Sì, con il collega Federico Cibotto ci troviamo in via Falloppio, proprio davanti al condominio che è stato teatro intorno alle 4 di ieri mattina di questo drammatico accoltellamento in casa. In quel momento c'erano 4 persone, il giovane accoltellato 26 anni, la ragazza di 17 che è stata arrestata nel tardo pomeriggio di ieri con l'accusa di tentato omicidio e in questo momento si trova nel carcere minorile di Treviso. Con loro c'era un'altra coppia, il proprietario dell'appartamento 21enne e la sua fidanzata di 18 anni. L'appartamento è proprietà di un nome noto, ovvero di Giuliano Freda, figlio di quel Franco Freda, appartenente all'estrema sinistra e condannato all'estrema destra, scusate, condannato in primo grado per la strage di Piazza Fontana. Che cosa è accaduto? I giovani avevano passato la notte a locali, poi erano rientrati in questo appartamento. Giuliano Freda stava cucinando, tra gli altri due è scoppiato un diverbio, una lite sempre più violenta, fino a che la 17enne, che ha reso delle parziali ammissioni ai carabinieri che l'hanno ascoltata per tutta la giornata di ieri, ha preso un coltello da cucina con una lama di 20 cm e ha colpito nella parte anteriore del torace il 26enne. Come dicevi, le sue condizioni stanno migliorando, i medici erano stati da subito ottimisti, anche se ha perso molto sangue. È fondamentale in questo stato sia l'intervento degli altri 2 giovani presenti che lo hanno subito tamponato, come dei carabinieri che accorsi hanno contribuito appunto a cercare di fermare l'emorragia che aveva colpito il giovane in quel momento. Dopo l'intervento subito ha dato segnali di ripresa, in queste ore i medici lo hanno dichiarato fuori pericolo, anche se le sue condizioni sono ovviamente gravi. Resta ricoverato in terapia intensiva. Sul fronte delle indagini sono stati sentiti tutti i giovani, portati tutti in caserma. Alla fine sia il 21enne che la 18enne sono stati semplicemente sentiti come persone informate sui fatti, mentre per la 17enne, che era già nota alle forze dell'ordine, è scattato l'arresto ed è appunto in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia che avverrà tra qualche giorno. Già nota perché pare che questa giovanissima facesse parte addirittura, pensate, di una banda di baby bull, quindi insomma una posizione piuttosto particolare la sua, ma in realtà su questo appartamento già c'erano state varie segnalazioni da parte dei vicini. Molti sono studenti che lavorano o studiano nel vicino ospedale, alcuni sono medici in formazione, che si erano rivolti più
più volte alle forze dell'ordine. Allora noi ovviamente continuiamo a seguire la vicenda, su questo la collega Valentina Visentin aveva raccolto la testimonianza di un vicino di casa, quindi io vi lascio alla testimonianza e da Padova poi è tutto. Lo conoscevi? Poco. No, l'ho travisto qualche volta sulle scale, ma non ci ho mai avuto a che fare in realtà. Sono tranquille? No, abbiamo già avuto problemi in passato, ci hanno fatto danni con le biciclette, hanno sfondato la porta, ci hanno lanciato anche un sacco di cose che insomma avevamo già denunciato ai tempi. Sì, comunque... Ma c'era un casino di notte, feste tipo allora? Sì. E tu stanotte però non hai sentito niente? Notte nello specifico no, però sì, la polizia ci ha un po' svegliati, quindi Grazie. sì. Questa era la testimonianza di un vicino di casa raccolta da Valentina Visentin. Poco fa in collegamento avete sentito tutti gli aggiornamenti in diretta da Padova con Chiara Gaiani e Federico Cibotto. Adesso ci spostiamo a Vicenza, dove un incendio nella notte ha imprigionato in casa una pensionata e il suo cane. L'immediato intervento dei pompieri ha scongiurato una tragedia. Tanta paura la notte scorsa per un'anziana signora imprigionata nel suo appartamento invaso dal fumo per un principio di incendio. La donna, con mobilità ridotta, verso mezzanotte ha chiesto aiuto ai vicini urlando da una finestra bloccata dalle inferriate del suo appartamento al piano terra in via Monsignor Onisto. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno salvato l'anziana e il suo barboncino forzando le sbarre. La donna è stata poi portata in ospedale per ulteriori accertamenti. Al vaglio dei tecnici le cause del rogo che ha bruciato la cappa di aspirazione e il piano cottura. E ora parliamo di immigrazione perché bufera e polemica in previsione degli sbarchi che torneranno massicci in primavera. La prefettura di Treviso sarebbe in trattativa per creare un centro di grande accoglienza a Crespano. Per tutti gli aggiornamenti ci colleghiamo con Cristian Arboita. Te la linea, buongiorno Cristian. Buongiorno Filippo, a te, a tutti i telespettatori di Rete Veneta, anche da parte di Renato Cappoia che sta curando la parte tecnica. Ci troviamo in via dell'Orfanotrofio a Crespano, nel comune di Pieve del Grappa, alle pendici del Massiccio. Alle mie spalle lo vedete questo grande complesso abbandonato nel corso degli anni, l'ex collegio di Santa Maria Bambina del Belvedere. È stato un grande convitto, un grande collegio, ospitato l'istituto turistico, insomma ha avuto una grande storia. Chi è del posto lo conosce bene questo edificio. Ebbene, questo edificio è tra quelli papabili per ospitare un hub per i migranti in vista dei flussi che sono destinati a crescere nei prossimi mesi con i nuovi sbarchi. Come sapete, in provincia di Treviso attualmente le due strutture principali si trovano a Caserra Treviso, l'ex caserma a Serena, e poi la struttura che c'è a Oderzo, anche lì un'ex caserma. È un'ipotesi sul tavolo, ci sono stati dei sopralluoghi ed è un'ipotesi ovviamente che fa discutere e che trova molto perplessa la sindaca di Pieve del Grappa, Annalisa Rampin, che è qui con me. Sindaco, ecco, di fronte a questa ipotesi qual è la sua posizione, qual è la posizione della sua amministrazione? Beh, allora diciamo che questa ipotesi si ripete ogni qualvolta c'è il tema della pressione del numero di migranti in arrivo, quindi di volta in volta i vari prefetti sono venuti a fare i sopralluoghi, come è successo appunto in questa fase, e però di volta in volta si è preferito non sceglierla come soluzione. Non lo so, nel senso che le nuove linee guida cosa indichino. Sicuramente questo è un immobile su cui grava un vincolo monumentale, quindi qualunque tipo di lavoro, sia esso strutturale piuttosto che impiantistico, ha bisogno del parere della soprintendenza. È un immobile abbandonato ormai da decenni, almeno la parte che riguarda appunto gli alloggi, quindi vedo molto complicato da un punto di vista strutturale l'adeguamento, e sicuramente il comune di Pieve del Grappa, nella particolarità Crespano, è un comune piccolo che vede, tra l'altro si trova ai confini dell'impero, non è servito né dai trasporti né da una serie di servizi che in altre località della provincia ci sono, quindi
mancano per i cittadini alcuni servizi, penso diventi una situazione difficile da governare, soprattutto se si prospettano i numeri che accennavate ieri sera. Voglio dire, qui sarebbe veramente una pressione per un paese così piccolo troppo elevata, oltre al fatto che davvero dietro abbiamo il Monte Grappa, non è un luogo di snodo anche viabilistico che possa garantire una serie di cose. Qui la situazione è di un paesino veramente ai confini. Ecco, quindi sindaco, le chiedo se prefettura e congregazione delle suore trovassero un accordo, perché sappiamo che in questi casi l'accordo può essere trovato tra prefettura e privati. Il comune potrebbe fare ben poco, però comunque direbbe la sua, direbbe di no. Beh, sicuramente rispetto a questo immobile le aspettative della comunità ma anche dell'amministrazione e gli obiettivi che ci siamo posti sono ben diversi, quindi abbiamo una serie di associazioni che hanno bisogno di spazi, abbiamo una serie di attività anche sociali che potrebbero trovare alloggio qui, quindi ripeto, c'è un teatro adibito appunto a uso teatro e sistemato dal punto di vista impiantistico proprio per adempiere a tutti i requisiti necessari per accogliere il pubblico, che viene dato in uso anche alle associazioni ancora oggi, quindi è uno spazio che comunque ha un parco grandissimo che insiste al centro di Crespano. È una situazione veramente complessa se parliamo di quei numeri di cui stiamo parlando. Quindi lei di questo ha parlato anche con il prefetto recentemente, un mese fa mi diceva. Beh, il prefetto è venuto in visita e allora mi aveva annunciato di aver appunto visionato quelle strutture vuote grandi che ci sono nel comune di Pieve e che appunto una era stata scartata immediatamente, su questa ancora doveva fare il sopralluogo, però mi diceva chiaramente che non è, e lo conferma anche stamattina, non c'è nulla di confermato, nulla di deciso, è tutto da costruire. Lei ha sentito il prefetto? Sì, ho sentito il viceprefetto, perché chiaramente il prefetto tramite appunto il viceprefetto mi confermava questo. Il viceprefetto Rocco Berton, quindi? No, scusi, Andrea Celsi. Quindi ha sentito il dottor Celsi dice è un'ipotesi sul tavolo, però un'ipotesi. Esatto. Quindi tutto da costruire, insomma nulla di confermato, nulla di deciso, pertanto adesso sto cercando di mettermi in contatto con la congregazione proprio per capire le loro intenzioni. Insomma lei sta in qualche modo giocando d'anticipo, mi pare che stia già dicendo qual è la sua posizione di fronte a un'ipotesi di allestimento di un hub in questa struttura. Beh, ripeto, sì, se parliamo di hub parliamo di numeri importanti, parliamo di una situazione comunque che perdurerà nel tempo e onestamente non vedo la struttura adatta a questo tipo di destinazione. Altre strutture sul territorio comunale ce ne sono di adatte secondo lei? Di queste dimensioni per un hub è proprio il territorio della Pedemontana, secondo me, che non si presta a questo tipo di attività, proprio perché ripeto siamo a nord, siamo bloccati dal Grappa, quindi è una situazione veramente ai margini che rischia di diventare poi difficile da gestire. Poi lei tra l'altro è anche presidente del comitato di Asolo dei sindaci dell'ULSS 2, quindi in qualche modo è una questione anche sanitaria, si porrebbe anche una questione sanitaria. Beh, sicuramente, nel senso che poi i numeri, noi siamo lontani tra l'altro dalle sedi ospedaliere, oggi sempre più gravitiamo su Treviso, quindi sicuramente diventa anche questo un tema da affrontare. E secondo lei comunque è un'amministratrice di lunghissimo corso, che alternative ha la politica trevigiana, il mondo istituzionale trevigiano nell'affrontare comunque un fenomeno che c'è, perché i flussi saranno in aumento e quindi cosa dovranno fare i sindaci trevigiani? Si parla di accoglienza diffusa, insomma lei sa benissimo qual è il dibattito. Certo, è chiaro che il tema non può essere affrontato dai sindaci trevigiani, nel senso che è un tema che interessa ben altri livelli di governo, quindi sicuramente soluzioni di grandi centri, abbiamo visto i problemi che creano e sono solidale, non sto dicendo agli altri colleghi teneteli perché qui non li voglio, sto dicendo sicuramente soluzioni di grandi centri con grossi numeri, soprattutto in paesini piccoli come i nostri, non possono essere la soluzione. Se ci fosse l'accoglienza diffusa, piccole strutture, situazioni dove riesci un po' a governare la cosa, diventerebbe sicuramente più facile e meno impattante sulla comunità, anche se immagino molto più difficile da gestire per chi deve gestirle. È chiaro che avere una grande struttura è come un grande ospedale, fai meglio a gestire un ospedale come Treviso piuttosto che un piccolo ospedale di campagna, quindi è ovvio che nelle economie di scala il grande e i grandi numeri danno altri margini. Qui però la situazione soprattutto in provincia è difficile da gestire con numeri grandi.
Grazie Sindaco Annalisa Rampin, il messaggio che parte da via dell'Orfanotrofio qui a Crespano del Grappa è particolarmente preciso, almeno da parte dell'amministrazione comunale. Il dibattito comunque è aperto, il tema c'è e ci sarà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Con Renato Capoia, Filippo ti restituisco la linea da Pieve del Grappa. Grazie a Cristian Arboit per questo collegamento. Noi diamo uno sguardo anche alle principali testate dei quotidiani del Triveneto Online. Vedete che il Gazzettino apre con questa aggressione che si è verificata a Oderzo. Sgrida un ragazzino e viene accerchiato dalla baby gang. L'aggredito, ha detto al Gazzettino, urlavo di chiamare i carabinieri, ma nessuno l'ha fatto e loro mi hanno picchiato. Ha invece morso una mano a un poliziotto che lo stava controllando, uno spacciatore tunisino che è stato arrestato dalla squadra mobile di Padova. Guarirà in 5 giorni la mano dell'agente morso durante un controllo da un tunisino di 25 anni che è stato arrestato. Dopo diverse segnalazioni di residenti, la polizia si trovava nel quartiere Forcellini di Padova quando ha sorpreso il giovane che aveva appena venduto 6 dosi di cocaina a un italiano. Nel tentativo di fuggire, il tunisino, incensurato ma irregolare in Italia, ha reagito a morsi, riuscendo a colpire uno degli agenti presenti. Da qui l'arresto. Condannato a 10 mesi di reclusione, il tunisino è stato espulso e accompagnato al centro per il rimpatrio di Caltanissetta. Nel corso dei servizi la polizia ha arrestato a Villanova di Campo San Piero uno spacciatore tunisino di 24 anni, sorpreso 2 minorenni ingaggiati dai pusher come Galoppini, un tunisino di 15 anni e un egiziano di 17, entrambi affidati a comunità per minori. Viaggiava con una pistola priva di tappo rosso e infine il 25enne di Saccolongo denunciato dalla polizia. Usò uno spray per allontanare i gatti e si scatena una lite di condominio che ha costretto l'intervento della Polizia di Stato. È successo a Vicenza. Infastidita dalla presenza di numerosi gatti nelle pertinenze comuni del condominio, aveva spruzzato dello spray, consigliatole da un veterinario e quindi ritenuto non pericoloso, per allontanare i numerosi piccoli felini che da qualche tempo gravitavano nella zona. Di lì è nata una lite con un'altra condomina, intervenuta per impedirle l'uso dello spray, lite cui hanno preso parte altri condomini nel tentativo di separare i contendenti che si accusavano in merito alle responsabilità sulla presenza dei gatti. È quanto hanno ricostruito i poliziotti arrivati ieri sera in un condominio di Vicenza per sedare gli animi e ripristinare la calma, evitando che la situazione degenerasse e informando le parti contendenti sulle rispettive facoltà di legge. È ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Padova un ciclista 65enne che è stato investito da un camion a Monselice nel pomeriggio di ieri. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio lungo la statale 16 all'incrocio con via Muraglie a Monselice. Un uomo di 65 anni stava percorrendo la strada in bici quando è stato investito da un camion, rimanendo incastrato sotto la motrice. Immediati i soccorsi. Il ciclista è stato estratto grazie all'intervento dei vigili del fuoco e subito trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Padova, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Gli agenti della polizia locale di Monselice sono al lavoro per stabilire le cause dell'incidente. Non si fermano intanto le predazioni dei lupi nell'altopiano di Asiago. Ucciso un altro cane, questa volta nella zona di Enego. Immagini queste ormai all'ordine del giorno. Non si fermano gli attacchi dei lupi in altopiano, l'ultima predazione nelle vicinanze di Enego. La vittima questa volta non è un capo di bestiame, ma un cane, l'ennesimo. Neanche una settimana fa, infatti, ad Asiago ad essere predata la cagnolina Luna, uccisa a pochi metri da casa. Branchi di selvatici che stanno cercando cibo nei fondovalle a causa dell'inverno. Muso e zampe, è rimasto solo questo dell'animale dopo l'attacco. Una comunità, quella di Enego, che ormai ha paura. Siamo spaventati che i lupi si stiano avvicinando ai centri delle nostre contrade e dei nostri paesi e quindi possono iniziare ad attaccare anche quegli animali più vicini alle nostre famiglie, all'uomo, alle donne, come i cani. Paura che porta a cambiare le abitudini di tutta la comunità. Paura anche per esempio di andare a fare una passeggiata, ad uscire di casa per quanto riguarda i residenti, e questo è un grande problema.
Ed ora parliamo di un raid da parte di ladri a Carbonera. 3 le case che sono state visitate a distanza di pochissimo tempo. In tutti e 3 i casi i proprietari erano negli appartamenti. Un'anziana di 84 anni ha scoperto i ladri ed è riuscita a metterli in fuga. Quando che ho visto dentro in casa a pila, c'ho mia gola, ma mia gola sa, e ho detto... Marco, che fosse benevoto. Marco, dico, cosa ha fatto qua a quest'ora, al buio? E questo qua mi punta la pila così, ero goverto a porta di qua, e ho capito che non c'era Marco. Non mi ho messo il sigaro, ho detto, cosa ha fatto qua? Faccia a faccia con i ladri questa notte, li ha visti e li ha messi in fuga. Giovanna Vendrame, 84 anni da fare e grinta da vendere. Una volta scoperti, li ha visti scappare saltando svelti come i gatti. Impossibile riconoscerli, erano in 2. Su per il bancale là dei legni, là a fianco, andati su. Io ho fatto un crepeto così, a triangolo, vicino alla serratura. La famiglia Scapinello di ladri la stessa notte invece ne ha visti 3, entrati poco dopo usando le chiavi attaccate alla porta a disposizione del figlio. Anche in questo caso sono stati scoperti, ma i ladri hanno bloccato la porta che divide il primo dal secondo piano per poi scappare via con un paio di scarpe come refurtiva. La rabbia tra i parenti che dividono il grande casolare è tanta. Mi voglio investire queste robe qua. Come i paesi arabi. Peggio è andata alla vicina in vicolo Arturo Martini. Mio marito era in cucina con il fratello. Non avete sentito niente? Nulla. I ladri hanno appoggiato la scala sul muro. In mansarda stava studiando uno dei ragazzi. Sono entrati in un'unica stanza, ma è bastato per portare via tutti gli ori e i gioielli presenti. Lei cosa ha detto ai bimbi? Si sono accorti perché eravamo lì in casa, quindi se ne sono accorti e abbiamo detto di stare tranquilli, insomma, che comunque non è successo nulla a noi né a loro, e quello era l'importante. Tra i vicini un misto di rabbia e rassegnazione. Diverse case sono state visitate dai ladri arrivati dai campi. 3 anni fa era la notte di Natale. Forse a volte a notte se mi sveglio, che penso, ma se no, pazienza. Ci stiamo tristemente abituando che dei ladri possano visitare le nostre case. No, bisognerebbe poter difendersi senza essere condannati altri, però. Cosa le direi? Chi vai a lavorare invece che andare a rubare e spaventare le persone in casa. Nella Basilica di Santa Giustina a Padova il commosso saluto a Beatrice Angela Gobbo, la bambina di 5 anni uccisa da 4 virus che l'avevano colpita il giorno di Capodanno. Vediamo il servizio. Pronto alle 10 quando il sagrato di Santa Giustina accoglie la piccola bara bianca coperta di rose e iris. Accanto alla loro Beatrice Angela, mamma Francesca e papà Giovanni, composti in un mesto e tristissimo dolore, accolti dall'abbraccio delle centinaia di persone giunte per accompagnare la bambina nel suo ultimo viaggio. È il giorno di Capodanno quando Bea accusa i primi sintomi della malattia, qualche linea di febbre, un'influenza sembra all'inizio, ma in poche ore i 4 virus che l'avevano colpita l'hanno prima portata in rianimazione, poi il 4 gennaio alla morte in ospedale a Padova, dove mamma Francesca e papà Giovanni non l'hanno mai lasciata sola. A celebrare il funerale di Beatrice padre Federico Lauretta, che nella basilica dedicata a uno dei 4 protettori di Padova aveva battezzato la piccola 5 anni fa. Oggi non è facile, non è per nulla facile. Noi non potremo più godere del suo sorriso, però quel sorriso può alimentare il nostro. Noi non potremo forse più godere di quella sua piccola grande gioia, ma quella sua piccola grande gioia può essere la nostra, perché la morte ci toglie ogni cosa, ma non l'amore che abbiamo donato e ricevuto. È la forza dell'amore a vincere la morte, così padre Lauretta, che nell'omelia ricorda le braccia di mamma Francesca strette attorno alla figlia in ospedale e i video della recita di Natale mostrati a lui da papà Giovanni. Un dono, Beatrice, come dice al termine della celebrazione anche un insegnante della bambina. Ora, cara Bea, proteggici e aiutaci da lassù e ti promettiamo che non ci scorderemo mai del tuo sorriso. Ciao Bea, i tuoi compagni di classe e i nostri genitori.
Per i genitori, parla padre Federico, non abbiamo rimpianti, ti immaginiamo in cielo a rallegrare gli amici angioletti. Lì sarai la stella che brilla di più. Ciao amore nostro, mamma e papà. E allora ci spostiamo a Venezia per parlare di sanità, perché la CGIL ha presentato i risultati di un'inchiesta sulla difficoltà di accesso ai servizi sanitari in Laguna. Venezia vive una grave emergenza sulla possibilità di accedere ai bisogni di salute. Non è solo un problema di carenze strutturali, mobilità, trasporti, barriere architettoniche, ma anche di finanziamenti, carenza di personale, carenza di una sanità diffusa nel territorio. Qualche mese fa abbiamo consegnato su questo 17.000 firme al Consiglio regionale per chiedere più investimenti nella sanità veneziana. Sono 8 le zone della parte lagunare del comune di Venezia carenti di medici di medicina generale, 4 in centro storico, 1 alla Giudecca, 2 al Lido e 1 a Pellestrina. La CGIL torna ad occuparsi di sanità pubblica con una ricerca presentata nella sede emergency della Giudecca basata su dati oggettivi e su questionari somministrati a residenti del centro storico e delle isole nel corso del 2022. Siamo andati ad analizzare quelle che sono le condizioni di soddisfazione degli utenti di Venezia Insulare verso i servizi, le barriere incontrate nel raggiungimento dei servizi e gli elementi di costo, la situazione socio-economica, tutti quegli aspetti soggettivi che vanno a definire accessibilità nel senso di bisogno, di adeguatezza ai bisogni della popolazione. 7 persone su 10 incontrano almeno una barriera o un impedimento per raggiungere i servizi. Per quanto riguarda la qualità dei servizi in generale, 4 persone su 10 si ritengono non soddisfatte di almeno un servizio e questo riguarda principalmente tempi di attesa lunghi e la difficoltà di prendere appuntamenti e quindi di accedere al servizio. C'è poi un contesto economico che rende le cose ancora più difficili a Venezia. La metà degli intervistati spende più del 30% del reddito per la casa, quasi 1 su 3 spende più del 40%. Abbiamo una quota, una percentuale, soprattutto nelle isole, di pensionati che rinunciano a curarsi o le posticipano per effetto della difficoltà di raggiungere i servizi. Per questo la ricerca si chiama Il posto conta, perché in realtà abbiamo visto che la difficoltà a raggiungere e anche la riorganizzazione territoriale dei servizi ha reso più complicata l'accessibilità a questi servizi. Ci fermiamo per un istante, ci rivediamo tra pochissimo. In diretta con Focus TG parliamo di accoglienza ai senza fissa dimora. La diocesi di Treviso ha individuato altri 12 posti in uno spazio del seminario vescovile dove saranno ospitate le persone che attualmente dormono nella chiesa di Santa Maria del Sile. Questo è il mettere come chiesa a disposizione uno spazio e delle risorse per essere vicini a chi è in situazioni di fragilità. 12 posti per persone senza fissa dimora negli spazi del seminario vescovile a San Nicolò. È la risposta della diocesi di Treviso all'emergenza delle ultime settimane. Dopo lo sgombero del Parco Appiani e la difficoltà nel reperire posti letto che ha portato anche a soluzioni discusse come quella della chiesa di Santa Maria del Sile, arriva questa nuova possibilità d'accoglienza. Dalla prossima settimana le persone attualmente ospitate nella chiesa verranno sistemate al seminario in un locale separato con servizi ed ingresso indipendente. Entrata indipendente, non soltanto, anche una struttura a sé rispetto al resto del seminario. Va tutelata sia la presenza di minori nelle attività del seminario, come ben si sa, e sia dall'altra parte anche la riservatezza per coloro che accedono a questo servizio. L'accoglienza, coordinata dalla Caritas, sarà gestita dalla cooperativa La S ed avrà la durata di qualche mese, con l'auspicio che nel frattempo vengano individuate soluzioni strutturali. Noi vogliamo dare risposta a un momento difficile in cui si è trovata la città, ben sapendo che i provvedimenti dal punto di vista strutturale sono in capo alle strutture governative e alle amministrazioni locali. A quella storica della Casa della Carità di Via Venier si aggiunge dunque questa accoglienza temporanea per dare una prima risposta in un momento di difficoltà.
Sappiamo poi che i bisogni di chi dorme per strada sono ben altri e ben più grandi di avere solo un tetto sulla testa, ma già avere un tetto sulla testa e dormire al caldo quando fuori è freddo è, vogliamo dire così, il minimo sindacale. Ed ora parliamo di politica, di autonomia, perché è atteso per martedì l'inizio della discussione del disegno di legge di Calderoli sull'autonomia, per l'appunto. Il Partito Democratico Veneto però ha annunciato la sua contrarietà. Martedì in Senato il PD voterà contro il disegno di legge Calderoli sull'autonomia differenziata. È un testo che genera confusione normativa e privo delle necessarie risorse finanziarie. Queste le motivazioni dei Dem veneti. Il nostro sarà un voto contrario non perché non siamo per l'autonomia, ma perché pensiamo che questa autonomia che rischia di prodursi con questo testo non sia l'autonomia giusta, cooperativa, federativa, a favore dei territori, magari concentrata su alcune materie che noi pensavamo si dovesse realizzare. Il PD Veneto definisce questa autonomia come un'arma della Lega da brandire in vista delle europee, ma di fatto un testo lontano dall'originale, da quelle 23 materie sempre chieste da Luca Zaia. Le 23 materie non possono essere applicate tutte subito, come si è detto, perché è stato approvato un emendamento che prevede che lo Stato possa riservarsi di non negoziare su alcune materie, come noi avevamo proposto, addirittura proponendolo che questo venisse in Costituzione. Non è possibile che l'istruzione, cioè la scuola, diventi una materia regionale, o l'energia o le grandi reti di comunicazione. I dubbi poi riguardano i LEP, i livelli essenziali delle prestazioni. La nuova norma ha introdotto un aspetto importante, che è quello del cosiddetto monitoraggio, cioè ti do i soldi per gestire la competenza e li individuo il primo anno, ovviamente. Negli anni successivi, ogni anno, si fa la verifica se c'è la corrispondenza dentro un quadro come dire, più generale. Questa cosa smonta tutta la retorica del residuo fiscale, dei 9 decimi. Oltre all'autonomia, il PD Veneto dice no anche al terzo mandato per i presidenti della regione. Non ne facciamo una questione di nomi o di appartenenza politica, ma ne facciamo una questione di funzionamento della democrazia e di regole che ci devono essere. Aver esercitato per 10 anni un potere esecutivo, ti chiami Zaia o ti chiami Bonaccini, nel caso di Zaia sarebbero già peraltro 15 anni, non 10, nel caso di Bonaccini non potrei che essere favorevole a far continuare un bel suo lavoro, però non c'è dubbio che la democrazia prevede che i poteri non possono essere concentrati, perché la legge prevede attuale che i poteri non possono essere concentrati per troppo tempo in una sola persona. Ci colleghiamo in diretta con Mestre, dove ci sono Anna Maria Parisi e Simone Merlo. Li vedo in compagnia del segretario della Fondazione Pellicani, Nicola Pellicani. Oggi c'è stato un focus importante alla luce di alcuni studi che sono stati fatti dalla Fondazione riguardo all'economia veneziana, che hanno fatto molto discutere, vero Anna Maria? Sì, è così. Buongiorno Filippo e buongiorno ai nostri telespettatori. È ancora in corso la prima sessione del laboratorio dal titolo Ripensare Venezia. Come hai già annunciato tu, Nicola Pellicani, segretario della Fondazione Pellicani, che ha lanciato un dibattito che comunque era già in corso da tempo in quel di Venezia e Mestre, ovvero la fuga da Venezia dei residenti, perché Venezia è diventata, come sappiamo bene, turistica, dalla monocultura turistica, per la quale le professioni che vengono cercate in questa città sono fondamentalmente ed essenzialmente legate soltanto al turismo, motivo per il quale ci sono gli stipendi bassi. Gli stipendi sono bassi in quanto i contratti sono legati alla stagionalità anche del turismo, e per questo c'è una fuga in avanti verso nuove città di residenti, soprattutto giovani, con invece l'arrivo di molti
stranieri. Non a caso il 40% dei residenti tra Mestre, Venezia e Marghera è composto da una popolazione di origine straniera. Ecco, non so se ho sintetizzato il tutto. Nicola Pellicani, buongiorno. Sì, buongiorno. Sono tanti gli elementi che stanno emergendo. La Fondazione Pellicani ha promosso questo progetto Ripensare Venezia, il cui primo step prevede di scattare una fotografia sulla città che viviamo quotidianamente, ma la scattiamo insieme ai cittadini, ai tante persone che hanno aderito a questo progetto rispondendo alla call che abbiamo lanciato sul nostro sito e sui nostri profili social. E oggi ne stiamo discutendo. La Fondazione, appunto, come citava prima, ha già rilasciato alcuni approfondimenti da cui emergono alcuni dati critici preoccupanti, appunto la monocultura turistica che porta un lavoro molto dequalificato e fa scappare i giovani dalla città, in estrema sintesi. Abbiamo visto anche come i redditi medi della città, quartiere per quartiere, come abbiamo analizzato nelle scorse settimane, sono molto bassi, i più bassi del nord-est, quelli di Venezia e anche tra le principali città italiane. Uno si immaginerebbe che Venezia, una città che attira milioni e milioni di turisti ogni anno, fosse una città ricca, invece promuove un lavoro molto dequalificato. Intendiamoci, un lavoro che ci vuole, è un'attività che dobbiamo difendere, ma non può essere l'unica. Oggi ne stiamo discutendo con appunto tutte le varie persone che hanno risposto a questa call e profili molto diversi, con analisi molto interessanti, dai giovani, il problema della casa, lo sport, e vengono anche alcune suggestioni interessanti sul commercio del futuro. Insomma, ci sono stati già oggi più di 15 relazioni, un'altra ventina ci saranno sabato 27 con la sessione del laboratorio. Cerchiamo così insieme, direi se c'è una parola chiave di questo progetto è insieme ai cittadini interessati, vari profili tra stakeholder, docenti universitari, rappresentanti di associazioni, insegnanti e semplici cittadini che partecipano a questo progetto. Vorrei anche dire, se mi consente, che anche il sondaggio che abbiamo lanciato sui social, a cui hanno risposto più di 1000 persone, è un segno che c'è l'esigenza di trovare degli spazi dove discutere della città e che siamo molto soddisfatti. Ecco, Nicola, sulla base anche del fatto che la settimana prossima, martedì prossimo, 16 gennaio, partirà la prenotazione per il famoso numero chiuso, che poi il sindaco Brugnaro non vuole lo si chiami in tal senso, comunque contributo d'accesso con il ticket obbligatorio per chi deciderà di venire a Venezia dal prossimo 25 aprile. Quali le due idee sulle tante che sono state proposte oggi nel corso di questo seminario, di questo laboratorio, che l'hanno maggiormente colpita? Sì, non ci sono ricette magiche ovviamente, però è chiaro che bisogna agire sulla base economica della città, bisogna diversificare le attività che ci sono in città. Venezia, per la sua conformazione anche, sarebbe la città ideale per ospitare città legate alla ricerca, alla cultura, però non si fa ancora abbastanza. Ci sono grandi istituzioni culturali, ma che paradossalmente anche loro finiscono per promuovere un lavoro dequalificato. Penso alla Biennale, il lavoro stagionale precario, penso ai guardiasala, che lavorano sulla cultura ma che fanno un lavoro appunto dequalificato. Invece dobbiamo diventare un soggetto di produzione culturale, di produzione scientifica. Penso ai cambiamenti climatici, il tema dei temi oggi. Quale città più di Venezia potrebbe ospitare centri dove studiare questo tipo, studi internazionali dove studiare questa materia? Ecco, si evocano tanto queste opportunità, ma si fa poco. Questo è emerso, ma ripeto, con questo primo step noi vogliamo fotografare, immortalare la città di oggi. Ecco, sì, scusi se la interrompo Nicola, la peculiarità che emerge nel corso da questo sondaggio che ha lanciato lei, e grazie per averlo fatto, emerge che veramente c'è una Venezia che non la si conosce da questo punto di vista, dal punto di vista economico e sociale, anche dagli stessi residenti. Sì, esatto, c'è, come dire, un malcontento, un'insoddisfazione che si percepisce
camminando per le calli di Venezia, per le strade di Mestre, no? Un impoverimento della città, soprattutto in terraferma, basta vedere le tante vetrine abbassate, basta vedere appunto anche la base economica della città molto impoverita rispetto al passato. Però l'abbiamo tradotto in cifre questo, e questo un po' spaventa quando lo si vede. Ecco, di fronte a questo però noi non vogliamo essere detrattori di Venezia, anzi lo facciamo perché ci sta molto a cuore il destino della città. E la seconda parte del progetto, che inizierà a primavera, a marzo presumibilmente, sarà proprio passare alla parte, come dire, della proposta alla luce di quello che è emerso da questo primo step di lavoro. Ultima domanda, Nicola, qual è il suo pensiero in merito ai tornelli che il sindaco ha detto potrebbero quasi certamente essere posizionati in città a Venezia, laddove si raggiungesse un overbooking, come abbiamo già visto in altre occasioni? Ma i tornelli sono una trovata cinematografica, secondo me, non sono la soluzione. Io credo che appunto bisogna lavorare per spingere al massimo un sistema di prenotazioni sulla città, che riesca a spalmare nei periodi dell'anno l'arrivo dei turisti, e adesso il ticket, la tassa d'accesso, se è un balzello come ce ne sono già tanti nella città turistica, non servirà assolutamente a nulla. Noi abbiamo bisogno di strumenti per disciplinare l'arrivo dei flussi turistici. Ecco, e con questa richiesta a questo punto proprio del segretario di Fondazione Pellicani, di Nicola Pellicani, la rilanciamo, una richiesta aperta che rilanciamo anche ai nostri telespettatori, laddove volessero dare anche il loro contributo, inviando naturalmente una mail alla nostra redazione. E da Mestre, dall'M9 è tutto. Filippo, la linea torna a te. Grazie ad Anna Maria Parisi, in collegamento da Mestre con Simone Merlo e Nicola Pellicani. Noi ci fermiamo per un istante e ci rivediamo tra poco. Bentrovati nuovamente con Focus TG in diretta. Ci colleghiamo adesso con Lucio Zanato, che si trova per noi a Treviso, perché impazza la polemica sul parco interrato di Piazza Vittoria. Le opposizioni sono all'attacco. A te la linea, Lucio. Buongiorno Filippo, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Raccontiamo velocemente, per chi si fosse perso le ultime puntate. Qui siamo in Park Vittoria, il cuore della città. Da penso oltre 30 anni si parla di un parcheggio interrato. Alle nostre spalle vedete che c'è il monumento dedicato ai caduti, dovrebbe essere smontato, e stando a quelle che sono le ultime notizie che arrivano da Casugana, pare che addirittura già dalla primavera pensino di smontare e cominciare i lavori per un parcheggio interrato in pieno cuore di Treviso. Teniamo presente che Treviso è una città d'acque, per cui quando si comincia a scavare cominciano ad esserci dei problemi. Sono con Giorgio Denardi della lista Denardi, lo ricordiamo perché lui ha sfidato Mario Conte nell'ultima tornata elettorale, è qui proprio per portare avanti le sue idee che aveva portato avanti durante la campagna elettorale. Una di queste è non fare il Park Vittoria. Allora, cominciamo con la notizia di oggi. Avete intenzione di promuovere un ricorso al TAR da parte di tutti i proprietari o comunque i residenti che sono qui, vero? Sì, come è successo in via Carlo Alberto, l'ex questura, dove un progetto che non aveva adeguati fondamenti è stato bocciato dal TAR e quindi è stato sospeso. Lo stesso rischio c'è qui, nel senso che Treviso è una città d'acque, quindi è molto pericoloso scavare, può avere una serie di conseguenze molto pericolose per la città, oltre a tanti altri problemi. Quindi i residenti, i professionisti e i commercianti che abitano e frequentano questa zona sono pronti a fare un ricorso al TAR, perché appunto questa è la via più breve e più efficace per impedire che si venga realizzato un progetto che fa molto molto male alla città per adesso e per i prossimi 50-60 anni, che è la durata del contratto che stanno discutendo e finalizzando in questi giorni. Ecco, siccome si dice sempre che le opposizioni criticano, voi però avete anche delle proposte alternative. Sì, certamente c'è un contratto con questa società privata, e quindi io da imprenditore mi sento di dire che con gli imprenditori una soluzione si trova, e anche in termini cosiddetti win-win, cioè che possa portare un beneficio a tutti. Questa mi sembra un'insistenza fuori luogo, fuori dai tempi, perché ormai
scavare un mega parcheggio in centro città non lo fa più nessuno da 20-30 anni, quindi le altre città si muovono in forma diversa e quindi trovare una soluzione con questa società realizzando dei parcheggi che siano più compatibili e in armonia con un'idea di città più moderna, dove un centro storico viene pedonalizzato e non intasato da un traffico che insiste sul centro per la ricerca di un parcheggio, ma venga questo traffico accolto con dei parcheggi adeguati fuori dal centro storico ma vicino al centro storico, con un servizio di bus navetta che funzioni bene, frequente ed efficace e appunto rivedendo magari in più parcheggi, anziché farne uno solo gigantesco, ma in più parcheggi strategici posizionati in modo da intercettare il traffico prima che arrivi in centro storico. Io credo che il privato sia disponibile e pronto a rivedere questo progetto come è già stato fatto nel passato senza problemi. Ecco, poi tra l'altro chiudendo, diciamo che voi avete già sentito che il prezzo che potrebbe esserci per un singolo parcheggio all'ora e forse è da ripensare anche per quello, perché non tutti potrebbero permetterselo. Sì, la stima è di un costo orario di 3 euro, che è un costo che è forse più caro di Venezia e che non si giustifica. 3 euro l'ora. 3 euro l'ora. Quando a 200 metri da qui c'è il parcheggio della stazione, per esempio, che costa 1,20 euro mi sembra, ed altri parcheggi gratuiti attorno alle mura. Quindi questo sistema non sta in piedi, probabilmente non verrebbe utilizzato, quindi avremo questa ferita mortale dentro il centro storico di Treviso senza avere un servizio efficace per i cittadini. Grazie, mi pare che abbiamo raccontato tutto, il resto nei telegiornali di questa sera. A te la linea, Filippo. Grazie a Lucio Zanato e al suo ospite in collegamento in diretta da Treviso. C'è una notizia che è appena giunta in redazione. A Conegliano i carabinieri hanno arrestato per resistenza e violenza pubblico ufficiale un 24enne italiano. Il giovane alla guida di un'automobile è stato intercettato da una pattuglia e non si era fermato all'ALT, dandosi alla fuga. Solo al termine di un prolungato inseguimento nei centri di Conegliano, Mareno di Piave e Santa Lucia di Piave, sulla Pontebana, al limite del comune di Susegana, il fuggitivo veniva fermato, infine immobilizzato, sottoposto a perquisizione, veniva trovato in possesso di una ridotta quantità di hashish e positivo all'alcol test. Allora parliamo di Via del Mare, perché il presidente della regione Zaia ha firmato la convenzione con il consorzio SIS, ma c'è una spaccatura tra il fronte dei sindaci contrari che hanno fatto ricorso al TAR e quelli favorevoli all'opera. Un giorno importante, la firma di Regione Veneto del nostro Presidente per una procedura iniziata molti anni fa e che oggi finalmente va avanti. Soddisfazione da parte della Presidente della Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto per la firma da parte del Presidente Zaia della convenzione con il consorzio SIS, che sancisce il primo passo verso la realizzazione della tanto discussa Via del Mare, linea opposta da parte del fronte dei sindaci contrari al tratto stradale a pagamento. Dispiace che la Regione non abbia accolto il nostro invito ad incontrarci prima della firma della Convenzione, perché le esigenze del territorio le avremmo rappresentate pienamente senza trovarci con i giochi già fatti. Con la firma depositata si è infatti sancito l'accordo tra Regione e il SIS, il soggetto committente dell'opera. I sindaci dei 5 comuni contrari, Meolo, Fossalta di Piave, Silea, Monastiere e Roncade, temono però che con la firma di questa convenzione non si possa più tornare indietro. Sono tanti i nodi critici puntualmente anche segnalati ed altri che sono emersi nel corso appunto di questi ultimi anni. È la modalità che si è scelta che non può essere assolutamente condivisa. Non si fermerà dunque il fronte comune dei sindaci che già a inizio dicembre avevano fatto ricorso al TAR per bloccare l'opera, mentre l'assessore De Berti ha annunciato un incontro con i sindaci favorevoli. Noi staremo ovviamente a fianco di Regione Veneto, anche promuovendo un nostro intervento nella procedura che è stata impugnata, perché sosteniamo questa importante opera. A schierarsi dalla parte dei sindaci contrari anche il PD regionale e provinciale. Pagare una strada già esistente per andare al mare, sostengono Zanoni, Zorzi e Favero, non serve a nessuno se non a creare problemi in termini di traffico e sicurezza nelle vie secondarie dei centri abitati dei comuni coinvolti. Annunciato inoltre l'incontro pubblico in programma giovedì 1 febbraio a Roncade per esprimere le ragioni dei comuni del fronte del no.
E ora andiamo a Bassano del Grappa, cambiamo argomento. Sono stati divulgati i nomi dei vincitori dei premi che saranno consegnati in occasione della festa di San Bassiano venerdì prossimo 19 gennaio. Premio Cultura all'ex direttrice dei Musei Civici di Bassano Paola Marini e Premio Città di Bassano al già sindaco Sergio Martinelli. Questi i nomi dei vincitori dei due principali riconoscimenti che il Comune dà a quelle persone che si sono distinte nella comunità per la diffusione della cultura, dell'associazionismo, in occasione della giornata dedicata a San Bassiano, patrono della città. Così venerdì prossimo, il 19 gennaio, Bassano tornerà a vivere uno dei momenti più attesi dell'anno. Il riconoscimento alla dottoressa Marini per la sua impronta data in tante occasioni nella divulgazione della cultura attraverso le mostre nelle sale museali cittadine, mentre a Martinelli per la traccia lasciata in 40 anni di vita amministrativa, ricoprendo il ruolo di consigliere, assessore e sindaco. Durante il suo mandato si ricordano la fondazione del Premio Cultura Città di Bassano e la firma del gemellaggio con Mühlacker. Per quanto riguarda i premi San Bassiano riconosciuti Otello Fabris per la divulgazione di tradizioni e cultura locali, in particolare tutto il suo enorme lavoro su Merlin Cocai, Teofilo Folengo. Il monastero di Campese, di cui quest'anno ricorrono i 900 anni dalla fondazione, l'associazione Rally Racing e l'imprenditore Fabio Comunello per la sua opera filantropica. Al maestro di tennis Marco Fioravanzo premio Un gesto per la città per la sua attività a favore dell'associazione oncologica San Bassiano Onlus. Venerdì 19 alle 10 al Duomo di Santa Maria in Colle la Santa Messa, officiata dal Vescovo Emerito Monsignor Beniamino Pizziol. Alle 16 alla Sala da Ponte la consegna dei riconoscimenti. Con questo servizio si conclude questa edizione di Focus TG. Vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione di Rete Veneta a partire dalle 18:50 con il telegiornale proprio di Bassano del Grappa e a seguire il telegiornale di Vicenza. Grazie per averci seguito e arrivederci.